Allarme a Napoli. Preoccupazione per l'infortunio di Kvaratskhelia. I tifosi del Napoli sono in apprensione dopo l'ultima notizia sullo stato di salute di Khvika Kvaratskhelia. Durante la partita di Nations League tra Georgia e Albania, il fuoriclasse del Napoli è stato sostituito a fine gara, lasciando un grande punto interrogativo. Sarà pronto per il prossimo incontro contro il Cagliari? Cosa è successo? Kvara ha subito un duro colpo durante la partita e le prime informazioni riportavano dolore e disagio. Subito è stata allertata l'equipe medica del Napoli e la preoccupazione ha invaso la città di Napoli. Il timore era che l'infortunio potesse tenere il giocatore fuori dall'importante sfida della prossima giornata. Ma c'è una buona notizia. Dopo ore di incertezza, un certo sollievo. Fonti interne hanno riferito che il problema non sembra essere così grave come inizialmente temuto. Kvaratskhelia sarà sottoposto a ulteriori esami nei prossimi giorni e ci sono speranze che il georgiano possa recuperare in tempo per la partita. Tuttavia, la sua partecipazione non è ancora garantita. Lo staff tecnico, guidato da Conte, monitorerà attentamente l'evoluzione dell'atleta durante gli allenamenti rimanenti. Anche se il Napoli ha ancora 3 giorni di preparazione, resta in dubbio la presenza di Kvara nel prossimo match, un'assenza che potrebbe influenzare significativamente la performance della squadra. E ora, tifoso? Resta aggiornato. L'attesa è alle stelle e ogni dettaglio del recupero di Kvaratskhelia potrebbe decidere le sorti del Napoli nella prossima partita. La squadra riuscirà a contare sulla sua stella in campo? E se no, come influenzerà questo il rendimento contro il Cagliari? Non perdere gli aggiornamenti esclusivi qui sul canale. Quello che accadrà al nostro campione sarà decisivo. Continua a seguirci e preparati per le prossime notizie.